A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con il telegiornale di Telefriuli. La Procura di Udine ha riaperto le indagini per cercare di individuare a oltre 22 anni di distanza i responsabili della strage di Natale costata la vita a 3 poliziotti. Riaperte le indagini per far luce sulla morte dei 3 poliziotti uccisi il 23 dicembre 1998 in Viale Ungheria a Udine. La Procura del capoluogo friulano ha aperto infatti un nuovo fascicolo per individuare i responsabili della strage di Natale. Gli agenti di polizia Giuseppe Guido Zanier, allora 34enne, Paolo Cragnolino, allora 33 anni, e Adriano Ruttar, al tempo 41enne. I 3 rimasero uccisi in un attentato all'alba, erano le 5:45 quando intervennero in Viale Ungheria, dove un passante aveva segnalato uno strano fumo uscire dall'interno di un negozio di telefonia. Gli agenti si avvicinarono e notarono un oggetto vicino alla toppa della serratura della porta e tentarono di rimuoverlo. Era una bomba a mano M52 che esplose uccidendoli. Le indagini scattarono subito, furono battute 2 piste: un attentato diretto alla vita dei 3 poliziotti a seguito dei controlli che eseguivano nella zona di Borgo Stazione in quel periodo, oppure un attentato diretto ai membri di una banda rivale in seno a un'organizzazione criminale operante nello sfruttamento della prostituzione. Furono indagati alcuni cittadini albanesi processati in primo e secondo grado, poi assolti in Cassazione per il reato della strage, condannati per reati minori. Adesso, a distanza di tanti anni, nuovi elementi sarebbero emersi, permettendo così alla magistratura friulana di riavviare le indagini, aprendo un nuovo fascicolo a carico di ignoti. E sono in corso a Udine le ricerche di un uomo di 56 anni che non dà notizie di sé da 24 ore. La sua bici, con la quale si è allontanato ieri dalla propria abitazione, è stata notata da un passante vicino al canale Ledra. Ieri sera lo hanno cercato i vigili del fuoco di Udine e i sommozzatori di Trieste. Questa mattina presto le ricerche sono ripartite con il supporto anche dei sommozzatori di Venezia. La base operativa è stata allestita nella zona di via Passons. E un ragazzo di 23 anni di Codroipo è ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Udine a seguito di alcune lesioni da ustione che ha riportato agli arti mentre stava operando su un traliccio che trasporta i cavi dell'alta tensione. È successo a Codroipo. Il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, è in isolamento fiduciario dopo che il suo portavoce Edoardo Petiziol e l'assessore regionale Alessia Rosolen sono risultati positivi al coronavirus. Fedriga sarebbe stato a contatto con il portavoce sabato, si sarebbe già sottoposto ad un primo test molecolare che avrebbe dato esito negativo. Il Friuli Venezia Giulia sta rispettando il target delle 6.140 vaccinazioni al giorno assegnato dal commissario Figliuolo. Per il 22 aprile saranno 4.400 in più rispetto all'obiettivo fissato. Siamo in grado di aumentare le somministrazioni, commenta il vicepresidente della regione Riccardi, ma solo a fronte di nuove forniture. Attualmente la giacenza di vaccini è del 14%, circa 54.000 dosi. Correre di più, come fanno altre regioni, aggiunge Riccardi, significherebbe rischiare di non somministrare la seconda dose. Il Friuli Venezia Giulia sta facendo la propria parte e anche qualcosa di più per far sì che il trend delle 300.000 inoculazioni quotidiane di vaccino in Italia resti costante. A leggere alcune classifiche nazionali sembra che siamo quelli che vaccinano di meno in Italia, afferma il vicepresidente della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. In realtà, spiega, ci stiamo attenendo alle indicazioni, provvedendo ad accantonare scorte per garantire anche la seconda dose. Chi corre troppo rischia di non essere nelle condizioni di completare il ciclo vaccinale. L'obiettivo che il commissario Francesco Figliuolo ha assegnato alla nostra regione è di 6.140 somministrazioni al giorno, 42.980 in tutto da venerdì scorso e fino a giovedì prossimo 22 aprile. Tra venerdì, sabato e domenica le iniezioni sono state in media 770 in più rispetto al target assegnato. Tenuto conto della programmazione della campagna dei prossimi giorni, per giovedì il Friuli Venezia Giulia dovrebbe superare l'obiettivo indicato dal commissario di quasi 4.400 unità.
Delle 380.445 dosi di vaccino consegnate complessivamente alla nostra regione, ne sono state somministrate 326.091. La giacenza è del 14%, pari a circa 54.000 dosi. Siamo in linea con gli obiettivi, prosegue Riccardi, e siamo anche in grado di aumentare le somministrazioni, naturalmente in funzione delle dosi che ci vengono consegnate. Il vicepresidente della regione spiega che Pfizer garantisce un flusso costante di forniture. Questo consente di procedere speditamente. Il saldo tra le dosi consegnate e quelle che saranno inoculate fino al 24 aprile è negativo di 11.700 unità. Questo perché c'è la certezza che in settimana arriverà nuovo siero della Pfizer. Per Moderna e AstraZeneca invece ci hanno abituato a ritardi nelle forniture. L'accantonamento delle dosi è vicino al 50% proprio per garantire la seconda dose. Ad oggi, fa sapere Riccardi, è stata garantita la prima dose al 70% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia che ha chiesto di vaccinarsi. La percentuale sale a 90% nel caso degli over 80. Al momento le prenotazioni di somministrazioni arrivano fino al mese di giugno. La proposta di far aprire i ristoranti dal 26 aprile, ma solo all'aperto, non convince la FIPE Confcommercio di Udine. Il presidente Dalla Mora precisa che la metà dei locali del territorio non dispone di spazi all'aperto e che le attività che hanno tavoli all'esterno comunque sosterrebbero spese più elevate dei ricavi. Significherebbe che metà dei locali non potrebbero aprire. Secondo il nostro centro studi, difatti abbiamo visto che almeno il 46% non dispone di spazi all'aperto. E per i locali che invece di questi spazi dispongono, significherebbe aprire pressoché in perdita. Probabilmente il legislatore non si è accorto che non siamo ai Caraibi, non siamo alle Maldive, e le previsioni per la prossima settimana danno le minime a 7-8 gradi in quasi tutta la regione, anzi in tutta la regione, con una temperatura media, abbiamo verificato, intorno alle 8-9 di sera, di 12-13 gradi. Io sfido chiunque a cenare all'aperto con 12-13 gradi. La richiesta che abbiamo fatto nei centri abitati, nei centri storici, anche gli esercizi che dispongono di spazi all'aperto godono di spazi non illimitati, non di spazi enormi. Per questa ragione c'è bisogno, dovendo rinunciare all'interno dei locali, di creare almeno un minimo di equilibrio economico, e questo si può raggiungere solo aumentando gli spazi all'aperto in questo caso. Però non possiamo pretendere di far pagare la maggiore occupazione di suolo pubblico a un locale al quale per legge viene impedito di utilizzare lo spazio interno che è di proprietà. È stato arrestato in Germania un latitante triestino di 50 anni, condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione per minaccia, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate. Reati commessi tra Trieste e Udine dal 2011 al 2015. Dopo la condanna si era reso irreperibile. Le indagini per localizzarlo e catturarlo sono state condotte dalla squadra catturandi dei Carabinieri di Udine. Gli attivisti di Cannabis for Future si ritroveranno domani alle 15:30 in piazza San Giacomo a Udine per chiedere la legalizzazione della marijuana. Nel capoluogo friulano, come in altre città italiane, i rappresentanti locali saranno a disposizione dei cittadini per spiegare le loro posizioni e per distribuire materiale informativo. Saranno inoltre distribuite alcune banconote facsimile, simbolo del volume d'affari perso dallo Stato a causa della mancata legalizzazione della pianta. La cannabis in Italia è un business da oltre 10 miliardi di euro all'anno, spiegano i sostenitori, un mercato che vale un terzo della manovra finanziaria e che potrebbe contribuire a sanare la grave crisi occupazionale della penisola. Il mercato c'è già, ma al momento è totalmente nelle mani delle organizzazioni criminali. Per questo motivo legalizzare significherebbe portare alla luce un mercato che ora si muove nell'ombra.
La cannabis è una pianta che ha sempre accompagnato l'uomo nella sua evoluzione, aggiungono ancora i referenti del movimento. Superando pregiudizi e retaggi storici, l'Italia potrebbe seguire la strada intrapresa da molti stati negli USA che dalla legalizzazione della cannabis stanno traendo benefici. E i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti questa mattina per togliere dal dito di un ragazzino di 13 anni un anello in una particolare lega d'acciaio che non riusciva più a sfilare. È stato impiegato uno speciale macchinario che è stato fornito dalla ditta Brovedani, che ha permesso la rimozione in sicurezza dell'anello senza lesioni per il ragazzino. La riqualificazione dell'ex Weissenfels a Tarvisio è al centro dell'intervento dell'assessore Riccardi questa mattina in quarta commissione consiliare. Riqualifichiamo e mettiamo in sicurezza i capannoni del complesso industriale denominato ex Weissenfels di proprietà del comune di Tarvisio per garantire oltre 100 posti di lavoro. Abbiamo deciso di intervenire, ha detto Riccardi, assegnando le risorse alla protezione civile, soprattutto per assicurare l'occupazione, principale motivo per cui riteniamo indispensabile la messa in campo di tutti gli strumenti straordinari disponibili. In questo caso la protezione civile è fondamentale per garantire il risultato. Sono ricominciate questa mattina in presenza le lezioni per le matricole dell'Università di Udine. Si tratta per loro di una possibilità, poiché se preferiscono possono continuare a seguire le lezioni dalla distanza. L'ha fatto sapere il rettore dell'Ateneo Friulano, Roberto Pinton, precisando che gran parte dei docenti dell'Ateneo si sono sottoposti a vaccinazione, qualcuno è in attesa della seconda dose. Ne parleremo in maniera più ampia tra pochissimo durante l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per averci seguito. A tra poco.